Si svolgerà il prossimo 29 ottobre alle ore 10 la presentazione ufficiale del progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025, alla presenza dei maggiori sostenitori dell'iniziativa, che avverrà al Teatro Pirandello di Agrigento. In gran stile, un evento che l'amministrazione diretta da Francesco Miccichè, in cui crede molto, che sta investendo parecchie risorse. Tra queste le maggiori spese previste sono fatte dagli introiti della stessa tassa di soggiorno, come anticipato alla stampa nel corso di una tavola rotonda avvenuta lo scorso 22 settembre alla presenza dei progettisti Roberto Albergoni e Margherita Orlando, del presidente del consorzio universitario Nenè Mangiacavallo e ovviamente del sindaco Francesco Miccichè, in un noto locale al centro della città. Per tale evento, con l'occasione, vi anticipiamo in anteprima il video che accompagnerà la candidatura di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Il video è realizzato da artisti agrigentini con la partecipazione straordinaria di Gaetano Aronica, Francesco Buzzurro, voce narrante Andrea Vanadia, testo di Marzia Paranè Tropea. Se penso al punto in cui la vita mia s'aprì piccola al mondo immenso e vano, da qui presi la mia. Peppi, corre, corre Peppi, corre! Respiro, osservo, sussulto. Penso, ricordo, rivivo, luoghi che parlano, vivono, raccontano, luoghi che celano in ogni tramonto, sfumature di un'anima antica. Luce, colori, profumi, spazio. La più bella città dei mortali. Mi sono sempre chiesto perché mi sentissi fortemente legato a questi luoghi, come se in ogni respiro soffiasse il vento di antiche culture, in ogni voce echeggiassero versi di poesie note, in ogni lacrima si gustasse il sapore salmastro di un mare africano, culla e tormento per popoli d'ogni tempo. Abbiamo fatto tanta strada e qualche volta siamo pure caduti. Ora alzati, Peppi. Corre! Corre, Peppi! Corre, Peppi! Corre! Corre, Peppi! Corre!